Questa fabbrica, disegnata dal Palladio per il conte Ottavio Thiene, è veramente un modello d'una casa di campagna, comoda e graziosa, e per eleganza pari con le case degli antichi, tanto rinomate nelle opere di Vitruvio e di celebri autori. Così si esprime Scamozzi nel volume secondo delle fabbriche ed i disegni di Andrea Palladio, pubblicata a Torino nel 1844 dalla Tipografia Fontana. Ella è posta in una bella situazione a 5 miglia lontano dalla città. Forse l'origine del nome del comune Quinto Vicentino nasce proprio da questa distanza. Per una loggia esterna di ordine dorico si entra in un'altra. Il progetto è volto verso un grandioso cortile. Sembra che l'autore abbia avuto in mira di voler imitare con questa invenzione il costume dei greci di tener delle case per alloggiarvi gli ospiti. Qui interrompiamo la lettura, poiché temiamo che i disegni siano una esercitazione grafica ideale, troncati dalla volgare realtà di un tracollo finanziario dei fratelli Marcantonio ed Adriano Thiene, che con l'iniziativa architettonica intendevano celebrare la loro famiglia tra le più nobili della città. Oggi è come la vedete ed è sede della municipalità. Tuttavia, Marcantonio aveva ancora sufficiente disponibilità per far affrescare un salone dallo scledense Giovanni Demio attorno al 1552, ossia poco dopo l'ultimazione della prima ed unica parte della villa. Questi era artista singolare che dopo aver viaggiato per il bel paese raccogliendo un bagaglio di nozioni aderì alla maniera di Giulio Romano, pingendo a fresco celebri combattimenti mitologici, cui mai un umanista e letterato quale Marcantonio si sarebbe sognato neppure di guardare se non seduto su una comoda poltrona. Una delle abilità di Messer Giovanni Indennio Vicentino, uomo di bellissimo ingegno ed altrettanto spregiudicato, è di saper trarre sfumature delicate ed al contempo precise nel disegno, specie di figure in gran tumulto, agevoli su tele, rare nell'affresco, ove l'agir deve essere rapido e senza pentimento. Le scene rappresentano l'intervento delle Amazzoni nella guerra di Troia, Eracle, che conquista il cinto di Ippolita, il combattimento tra Centauri e Lapiti ed il ratto delle Sabine. Delle lampade a grottesca delimitano le scene. Perché mai donne guerriere ardite tra mille e mille ancor che donna e vergine di qual sia cavalier non teme intoppo avrebbero dovuto combattere nell'omerica guerra ed a favor di chi? Vivevano nel mito, in un luogo della Scizia, più o meno al centro dell'Anatolia, ma per i bagni al mare gradivano i paraggi di Antalya. Quindi combatterono contro i greci e, sconfitte, s'unirono a giovani sciti per originare un popolo nuovo, i Sauromati o Sarmati. Una delle loro regine fu Pentiselea, uccisa da Achille,
secondo Virgilio, e ne vediamo l'immagine. Anche Ippolita era regina delle Amazzone, ossia con l'alfa privativo, senza un seno per scagliare meglio le frecce. Ercole la fece prigioniera, non rientra tra le sue grandi fatiche, le tolse il cinturone che la rendeva fortissima, come i capelli per Sansone, e la fece sposa di un ignoto. La vediamo in combattimento. Lapidi e Centauri sarebbero stati fratelli gemelli, figli di Apollo e della ninfa Stilbe. Il primo era un guerriero, il secondo uno storpio, che solo delle giumente ne potevano accettare il seme, generando creature metà uomini e metà cavalli, i Centauri, appunto. Alle nozze di Piritoo, una discendente di Lapide, i Centauri parteciparono gioiosamente al banchetto, ma, non essendo adusi al vino, come tuttora accade a chi s'ubriaca, dettero di matto e fu per loro una disfatta. Tuttavia il Lapite Ceneo, tra i più battaglieri, cadde in un'imboscata tra tronchi e massi e sprofondò nella terra, da cui uscì quale uccellino. Per i filosofi greci, il mito era l'allegoria della lotta interiore tra istinto e ragione. Ci avviciniamo alla storia, per quanto antica, di Roma. Romolo, dopo aver fondato Roma, doveva fare i romani e poiché allo scopo necessitavano le donne ed i vicini non ne facevano mercato, fu costretto a rapirle. Scoperti, ne scaturì una guerra che le donne sopirono, preferendo essere spose che vedove. Trovarono la pace su una via che chiamarono sacra. Rinfrescata la memoria su questi miti, andiamo a confrontarci con l'opera di Demio. Che guazzabuglio, un intrico di corpi umani ed equini, ed essendo le Amazzoni pudicamente vestite, con fatica ne distinguiamo le imprese. Ci par di capire che queste stanno avendo la peggio, quindi siamo sul finale ed il salvataggio della corona si impone. Tuttavia gli Achei continuano a sbarcare ed a salire verso le mura troiane, quindi siamo nel secondo tempo del truce confronto. Convenzionale è la scelta del colore, freddi sul fondo e caldi in primo piano. In questo prevalgono il bianco, il giallo ed il verde. Non manca il rosato sulla coda del cavallo stramazzato. Per le truppe retrostanti s'addice il grigio, il marrone, con qualche lumeggiatura sulle bandiere. Bello è il castello, dalle molte torri tonde, degradanti, fino al ponte, sul Bosforo, presumiamo. Uno sfumato tenue conclude sul mare la rappresentazione. Nel primo tempo la sorte era favorevole a Pentisenea, che vediamo a sinistra in sella ad un cavallo bianco. Abbiamo tenuto questo affresco per secondo perché la teoria di belligeranti finiscono per formare un confuso miscuglio su un ponte sbilenco. Lo scorrere del torrente, prima lento, poi con rapide e cascatelle, è la parte più convincente dell'affresco. Fuori scena, a destra, abbiamo modo d'apprezzare il bizzarro candelabro con putti, femmine, stemmi araldici, giovinetta di primavera vestita ed il protettivo mascherone. Un barocco
roccambolesco. La volta ha poco spazio e la scena di Ercole che con il nodoso bastone minaccia Ippolita, arrestandone la lancia per poi levarle, speriamo cortesemente, il cinturone, è al centro della scena prima. La lotta tra cugini, Lapitie e Centauri, è brutale. Il banchetto nuziale è andato a monte, ma c'è chi alla lotta preferisce metter in salvo anfore di vino, causa involontaria di tanto scompiglio. Nel ratto delle Sabine apprezziamo i monumenti che Demio deve aver visto a Roma, il fiume Nilo, Nettuno e sull'alto colle il Pantheon ed i fori romani. Nel riquadro centrale un giovane centauro invita Giove con un'improbabile tromba marina a render giustizia. Risponde Venere, divinità superba, che non avendo colpa mortale scaglia la prima pietra contro Ceneo. Lo fa con dolcezza femminile, ma l'effetto è immediato e il Lapite, ancora fanciullo, sta già affondando nel cespuglio. A passar le innocue pietre a Venere è il marito Vulcano, il vecchio abitante in grotte profonde, e la luce del sole gli fa strizzare gli occhi. Senza spade, scudi, sofferenza, con pietre metaforiche, giacché il peso della cultura soffoca l'istinto, sotto un cielo da cui Giove lancia il consenso raggiante, ci rassicura il trionfo finale.